Ben ritrovati da Marco Angileri, ma soprattutto un buon 2023 da tutto lo staff di F Motori. In questa puntata ripercorreremo assieme un anno di motorsport con i principali eventi del 2022 in Friuli Venezia Giulia. Buona visione! Spettacolare duello al 35esimo Rally Piancavallo, andato in scena domenica 15 maggio. Il bresciano Luca Pedersoli, affiancato dalla navigatrice Anna Tomasi sulla Citroën DS3 VRC, dopo 73 km di prove cronometrate, hanno avuto la meglio per soli 8 secondi e 7 sul veneto Marco Signor, navigato da Patrick Bernardi sulla Skoda Fabia Rally 2. Corsa esaltante per il pilota di casa Dimitri Tomasso su Skoda Fabia R5. Il driver di Frisanco conquista il terzo gradino del podio assieme a Cristina Caldart. Nella disfida in classe Rally 2, dietro al podio di Signor, Tomasso e Andriolo, arriva Claudio De Cecco sulla Hyundai i20. Nella classe Rally 4 la spunta Giacomo Pasa sul Maidomo Fabrizio Martinis. Bern Zanon si aggiudica la Super 1006 davanti a Christian De Gasperi, secondo, e Marco Marchiolla al terzo posto. Dominio di Diego Z Valente in classe A6, mentre Fabio Soravito sulla Renault Clio RS fa sua la classe N3, mettendo alle sue spalle Alessandro Cepek. Nella follata classe N2 si è imposto Dimitri Cortese davanti a Manuel Drigo e Alberto Orioli. Interessante la sfida tra le vetture R5 con la vittoria di Marco Zanin davanti a Matteo Doretto, autore di un ottimo esordio. In classe A7 vittoria schiacciante di Marco Zanier con la Clio. Secondo posto per l'esordiente Nelson Miu, chiude il podio in classe A7 Arianna Breatta Doriguzzi. Nella A5 firma la vittoria Alex Cao su MG Rover. Nel Rally Piancavallo storico successo di Beniamino Marsura su Porsche 911. Da segnalare l'ottima prova degli spilimberghesi Luciano e Lorenzo Chivelli su Fiat 127 Sport, quarti all'arrivo. 4 ore di spettacolo, domenica 6 novembre all'Enduro Country di Lignano Sabbiadoro, Memorial Alessandro Morsanutto, gara di chiusura del campionato nord-est di Enduro Country. Vittoria in rimonta nella gara di 4 ore a coppie per i pordenonesi Federico Marion, portacolori del Motoclub Caneva su GasGas 125, assieme all'esperto Matteo Cescon del Motoclub Polcenigo in sella ad una KTM 125. Al Giro di Boa, dopo 2 ore di gara, la classifica era comandata dai piloti isontini Tommaso Murgut del Motoclub Medeot su Squarna 125, in coppia con il giovanissimo Sonny Marconato del Motoclub Gaerne, anche lui su Squarna 125, che a fine gara devono accontentarsi della seconda piazza, soli 22 secondi dai vincitori. Terzo gradino del podio per Andrea Cescon del Motoclub Albatros su Honda 254 tempi, affiancato da Loris Lessio del Motoclub Caneva su Honda 454 tempi. Completano la top 5 Luca Brunzin del Motoclub Sabbiadoro in coppia con Jacopo Crepaldi del Motoclub Bibione al quarto posto, seguiti da Davide Lucchese e Stefano Sonego in quinta posizione. Tra i marathon, gara da incorniciare per Moreno Corazzin del Motoclub Polcenigo su KTM 250, che ha firmato la vittoria mettendo alle sue spalle Alessandro Forza, secondo, e lo sloveno Tomac Potradnik sul terzo gradino del podio. Tra le classi, vittoria tra i cadetti di Tommaso Murgut e Sonny Marconato. Nella classe unica vincono Christian Murgut in coppia con Ronny Marconato, mentre Federico Marion e Matteo Cescon la spuntano nella 2 tempi. La classe 4 tempi viene conquistata da Andrea Cescon e Loris Lessio. Un percorso di gara perfettamente preparato dai ragazzi del Motoclub Sabbiadoro, capitanato da Cesare Zamarian, che dopo 5 anni ha riportato a Lignano una competizione di enduro, che grazie alla splendida giornata di sole ha richiamato un numeroso pubblico nella città balneare friulana. In archivio la 57esima edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia e il 26esimo Alpi Orientali Historic. La gara, riservata alle vetture moderne, valida per la Coppa Rally di Zona, è stata dominata dal varesino Andrea Crugnola con la Citroën C3 Rally 2. Già vincitore della passata edizione della gara, di nuovo con a fianco Gabriele Zanni, Crugnola, leader del campionato italiano rally, non ha lasciato nulla agli avversari, firmando il miglior tempo in tutte e 6 le speciali, in procinto di affrontare ad ottobre l'ultima prova di campionato italiano al Due Valli a Verona. Seconda posizione assoluta conquistata dal trevigiano Marco Signor in coppia con Patrick Bernardi sulla Skoda Fabia Rally 2.
Signor, arrivato alla gara da capo classifica della Coppa di Zona, aveva iniziato la gara con dei problemi al cambio per poi riprendersi dal secondo giro di prove e insediarsi alla posizione d'onore sino alla bandiera scacchi, un risultato che gli consente di aggiudicarsi il titolo di quarta zona. Terza piazza finale per l'altro trevigiano di origini friulane, Edoardo De Antoni, uno dei protagonisti della Junior tricolore, alla sua quinta gara con la Skoda Fabia Rally 2, affiancato da Martina Musiari. De Antoni ha passato il primo giro di prove a prendere le misure con la vettura per poi progredire fino a salire sul terzo gradino del podio finale. Rally sfortunato per il friulano Filippo Bravi, uno dei grandi protagonisti della Coppa di Zona, a lungo secondo con autorità al volante della Hyundai 20 Rally 2 ed affiancato dal Fido Bertoldi, esce dai giochi durante l'ultima prova speciale a causa di una foratura. Quarta posizione per Giampaolo Bori ed Erika Furlan, anche loro sulla Skoda, autori di una gara costantemente di vertice, mentre la quinta posizione è stata conquistata dal pilota di casa, l'esperto Claudio De Cecco. Il pilota e team manager di Friul Motor, con già 2 rally delle Alpi Orientali in bacheca, ha conquistato il titolo di zona over 55, con al fianco Anna Paola Serena su Hyundai i20 Rally 2. Tra le vetture a 2 ruote motrici, successo dei friulani su Renault Clio Super 1600, Alberto Ferragotto e Francesco Maggiolino, che hanno conquistato la classe davanti a Rudy Wolfon e Thomas Pangaro secondi, seguiti da Marco Marchiol e Diana Conta al terzo posto. Fabrizio Martinis si conferma pilota di spessore, conquistando la classe Rally 4 navigato dalla moglie Valentina Boy su Peugeot 208. In classe A7 Michele Ianesi, assistito alle note da David Barrichello, firma la vittoria sulla Clio Williams. In classe A6 un'altra straordinaria gara per Gabriele Bassutti assieme a Ivan Mongiat davanti a tutti con la Peugeot 106. Il carnico Fabio Soravito fa sua la N3 affiancato da Giuseppe Soldà sulla Renault Clio RS. Zampata vincente di Franco Codromaz e Rosa Bernardinis davanti a tutti in classe N2, mentre Bassutti e Juretic alzano la coppa dei vincitori della classe A5. Avvincente e spettacolare anche la 26esima edizione del Rally Alpi Orientali Storiche, valido per il campionato italiano autostoriche. La vittoria assoluta è andata nelle mani del siciliano Angelo Lombardo in coppia con Roberto Consiglio sulla rossa Porsche 911 del secondo raggruppamento, siglando il miglior riscontro assoluto su 7 delle 8 prove disputate, terminando la gara amministrando il notevole vantaggio che aveva sugli inseguitori. Secondo gradino del podio per il valtellinese Lucio Dazzan, che al rientro dopo un anno di assenza affiancato dal friulano Paolo Lizzi sulla Porsche 911 del secondo raggruppamento. Terzo posto dell'assoluta per la coppia Farris-Frau su Porsche 911. A podio nel raggruppamento e quarti assoluti sulla spettacolare BMW M3 il pilota udinese Andrea Romano in coppia con Revelant. Gradino più basso del podio del secondo raggruppamento per i friulani Muradore Trevisani, autori di una spettacolare gara sulla Ford Escort RS 1008. Diego De Gasperi, vice campione italiano di velocità in montagna, conquista la Cividale Castelmonte, cronoscalata organizzata dalla scuderia Red White, giunta alla 45esima edizione. Il pilota trentino su un prototipo Osella FA30 con motore 3000 si è imposto in entrambe le manche, fermando il cronometro sul tempo di 6:21,05. Per lui si è trattato del terzo successo assoluto nella gara friulana, dopo quelli ottenuti nel 2013 e nel 2021. Alle sue spalle si è piazzato il vincitore della gara nel 2020, Simone Fagioli, per 11 volte campione europeo e con 16 titoli italiani in bacheca, al volante della Nova Proto con un motore 1150 cm3. Il pilota toscano ha chiuso a 5 secondi e 85 centesimi dal vincitore e ha portato a casa l'affermazione in classe E2SC. Terzo a 7.06 da De Gasperi il lombardo Giancarlo Maroni su Osella PA21. Il migliore tra i piloti regionali al settimo posto su Nova Proto, il friulano Stefano Gazziero della scuderia Forum Newly. È stata una gara spettacolare, molto apprezzata dal pubblico, valida per il trofeo italiano velocità in montagna, il campionato del Centro Europa FIA CEZ, il trofeo di zona velocità in salita autostoriche e il campionato Friuli Venezia Giulia.
Nei vari raggruppamenti, vittoria in E1 per l'austriaco Renault Taus su Subaru P4 Turbo, in E2 SH per Gianluca Ticci su Fiat X19, in CN per Giancarlo Graziosi su Osella PA21, in GT per Roberto Ragazzi su Ferrari 488. Nelle varie classi protagonisti i piloti regionali, da segnalare la vittoria in Pro DS di Andrea Crivellaro della Red White su Peugeot 106 e del compagno di scuderia Carlo Zinutti in classe A1600. In Pro D Michele Ianesi della Fori Muli firma la vittoria con la Clio Williams. In classe E1 il pordenonese Stefano Paranuzzi è il più veloce, mentre Marco Marchiol, all'esordio sulla Ford Fiesta Rally 2, chiude primo in classe A3000. Affermazione nella N2000 per il friulano Michele Buiatti su Honda Civic, mentre Fabiano Peressutti conquista la classe RS2000 su Renault Clio. Nella gara valida per le auto storiche, trionfo di Michele Massaro che bissa il successo del 2021 sulla BMW M30 E30, vincendo con il tempo totale di 7 minuti 55 e 28. A podio il cividalese Rino Muradore, già vincitore a Castelmonte, secondo su Ford Escort RS 1600 a 5 secondi e 14 dal vincitore. Terzo il friulano Ivan Di Fant su Lucchini SN86. Giù dal podio, ma autore di un'ottima prova, il pilota di casa Stefano Bosco, quarto sulla Renault 5 GT Turbo. Degli oltre 180 piloti in gara hanno tagliato il traguardo 116 auto moderne e 43 storiche, dopo una spettacolare battaglia sui 6 km e 395 metri che da Carraria di Cividale porta a Castelmonte. Un weekend spettacolare con un numeroso pubblico presente sabato 2 e domenica 3 luglio all'8ª edizione del Rally Valli della Carnia, competizione valida per la Coppa Italia di Zona, un evento che si è ripreso l'affetto della gente in piazza d'Ampezzo, nei comuni attraversati dalla corsa e lungo le prove speciali, confermando una qualità organizzativa di alto profilo. Marco Signore e Patrick Bernardi hanno letteralmente dominato e conquistato il loro secondo sigillo dopo la vittoria del 2019. La Skoda Fabia Rally 2 del driver trevigiano è parsa inavvicinabile dagli avversari sin dalle prime battute del sabato, dopo il passaggio sulla prova spettacolo Voltois in partenza dal centro di Ampezzo, presa d'assalto da pubblico, e poi il doppio sprint in discesa da Avaglio nel comune di Lauco fino a Villa Santina. Domenica Marco Signore ha incrementato il vantaggio con il triplo passaggio sulla Val di Lauco con arrivo alle porte di Tolmezzo e mantenendo a distanza gli avversari nei due passaggi sulla PS Passo Duron. Tempo totale 52 minuti e 59 secondi. Le prove sono molto difficili comunque, dal 2019 che non venivo qua. Ho fatto solo la prova, quella spettacolo, diciamo, in centro Ampezzo, e per me il resto sono completamente nuove. Siamo partiti con il nostro ritmo, direi abbastanza bene. Devo ancora migliorare qualcosa perché qualche secondo mi ha lasciato qua e là. Tornando alla prova del Duron, cosa ne pensi? Una prova per te nuova, hai vinto nel 2019, mi sembra che non c'era. No, quella non c'era sicuramente, mi aspettavo molto più grip, invece tutto al contrario, era molto scivolosa. E infatti anche i tornantoni facevo fatica a farli puliti e proprio non sono riuscito a interpretarla bene. E infatti io ho fatto il secondo tempo a poco dal primo, però non sono riuscito a mantenere il solito distacco al chilometro rispetto alle altre prove. Parlando della prova spettacolo del sabato sera, una marea di gente vuole bene ai rally, lo ha dimostrato in questa occasione il popolo di Ampezzo. Sì, ho visto, sinceramente ho buttato l'occhio qua e là perché non avevo molto tempo di guardare tanto in giro. Sicuramente in partenza ho visto veramente molta gente, ma qui, come insomma anche al Piancavallo, ho visto molti appassionati e si vede che questo rally è molto sentito. Seconda posizione nella classifica assoluta, a 50 secondi dai vincitori, Filippo Bravi ed Enrico Bertoldi, vincitori lo scorso anno con il numero 1 sulle portiere della Hyundai i20 Rally 2. Partiti condizionati dalla notevole pressione e dalla battuta d'arresto al Rally Piancavallo di maggio, chiudono al sabato sera al quarto posto, andando all'attacco la domenica timbrando il miglior tempo sul primo passaggio della Speciale Duron, poi sospesa a causa di un incidente senza conseguenze alla Skoda di Dimitri Tomasso e Matteo Turatti, vincitori nel 2014.
Terza posizione per Rudy Andriolo e Manuel Menegon sull'altra Skoda Fabia Rally 2. Giù dal podium autori di Una gara da incorniciare e primi tra gli over 55 Claudio De Cecco e Jean Campeis, ancora sul pezzo sull'altra Hyundai 20 Rally 2. Completano la top 10 Federico Laurencic ed Alberto Mlakar al quinto posto su Skoda Fabia, stessa vettura per Nicola Cescutti, assistito alle note da Paolo Carnielutti al sesto posto, seguiti da Giampaolo Bori ed Erika Furlan su Skoda Fabia in settima posizione. Pesavento e Zanella si piazzano ottavi, seguiti da Alberto Martinelli e Giulio Calligaro su Skoda Fabia al nono posto. Una penalità estromesso dai 10 Enrico Zille sulla Ford Fiesta Rally 2, mettendo dentro la Renault Clio Williams di Marco Zanier, a sua volta dominatore incontrastato della classe A7. Il driver di Lestance ha fatto come sempre il fenomeno in confidenza con il suo mezzo preparato in casa. Secondo sul podio di classe A7 Stefano Paronuzzi, seguito da Matteo Righini. Dominio quasi netto di Bernard Zanon tra le Renault Clio Super 1600, seguito da Marco Marchiol. Nella Rally 4 vince Giacomo Pasa davanti a Matteo De Sabata e Fabrizio Martinis, finalmente al volante nell'amatissima Carnia. Prestazione super per Gabriele Bassutti su Peugeot 106, 19esimo assoluto e primo in A6, che non ha lasciato spazio a Carlo Zinutti, comunque sempre molto veloce. Confronto serrato nella classe N2, carica di rivalità con 26 equipaggi al via. Alla fine la spuntata Dimitri Cortese replicando la vittoria del Piancavallo, precedendo Nicola Florit secondo e Luca Bennincal terzo posto. In classe Rally 5 la vittoria va al giovane Matteo Doretto, mentre Alessandro Cepek fa sua la classe N3. Grande spettacolo, un pubblico di oltre 2000 persone alla Night Race Show, gara di motocross sulla sabbia squadra andata in scena nella serata di sabato 29 ottobre a Bibione. Ad aggiudicarsi la competizione è stato il Motoclub Bibione con Enrico Babuin, Andrea Gava, Jacopo Crepaldi e Matteo Mario. Seconda piazza per il Motoclub Albatros Sacile, terzo gradino del podio per la squadra del Bibione 3. Nella sfida individuale, supercampione straordinaria vittoria per l'isontino classe 2005 Tommaso Murgut sulla piccola Husqvarna 125. Ospite d'onore il campione del mondo assoluto Andrea Verona, che pur non gareggiando non ha voluto mancare all'appuntamento. Tommaso, è arrivato un successo, hai dominato la Night Race. Sì, è stata abbastanza dura perché facevo fatica a mettere in moto la moto e a partire abbastanza avanti, quindi i primi giri dovevo farli in recupero, però vedevo che avevo un bel passo e l'ho continuato e ce l'ho fatta. Con Andrea Verona, campione del mondo, ci siamo incontrati lo scorso anno, eri campione del mondo di E1, questa volta c'è la GP, il numero 1 al mondo. Credo che questa stagione sia stata incredibile, nel senso che abbiamo portato a casa quello che ci eravamo preposto all'inizio stagione, quindi gli obiettivi sono stati raggiunti e questo è molto importante. Abbiamo vinto sia il titolo della classe E1 sia l'Enduro GP, quindi l'assoluta, quindi meglio di così diciamo non poteva andare. Sono molto contento di come è andato, ho guidato bene durante quasi tutta la stagione, mi sono trovato bene con la moto che avevamo consolidato dopo la stagione dello scorso anno e niente, quindi un'ottima stagione, speriamo insomma di poter far bene anche nella prossima stagione. Un campione come te quanto si ferma? All'incirca diciamo un mese di tra virgolette stop, nel senso non è uno stop completo, diciamo che si stacca da quella che è la vita normale durante una stagione per circa un mese. Italian Bahia da venerdì 8 a domenica 10 luglio, 3 giorni di gara sui greti di Meduna, Cosa, Tagliamento e la campagna circostante con quartier generale nell'Interporto Centro Ingrosso di Pordenone. Una prova valida per la Coppa del Mondo Cross Country Bahias, Coppa Europa FIA e Campionato Italiano Cross Country Bahia e Side by Side di AC Sport a massimo coefficiente. Dopo la cerimonia scenografica di partenza, la carovana dei concorrenti si è trasferita sino a Valvasone, nella zona adiacente la cava Mosole, rinominata Valvadrom. Alle 18:10 di venerdì lo start del primo concorrente sul prologo SS1 San Martino di 14,5 km, che terminava proprio a San Martino al Tagliamento. Subito la firma di Yasser Al-Raji all'Italian Bahia 2022.
Il driver saudita al volante della Toyota Hilux Overdrive, navigato dal britannico Michael Orr, ha fatto segnare il miglior tempo sul prologo. A timbrare per secondo il lituano Benediktas Vanagas a 20 secondi sull'Hilux targato Toyota Gazoo, che ha preceduto l'argentino Juan Cruz Jacopini, terzo a 31 secondi, prudente in avvio con l'altro mezzo ufficiale Overdrive. Primo degli italiani, autore del 10° tempo assoluto, Andrea Alfano su Nissan T1, che nella prima frazione cronometrata è risultato più veloce di Amerigo Ventura su quad Yamaha 1000 T4, 11° nella gradatoria FIA a 8,8 da Alfano. A livello di campionato italiano invece i due corrono in due diversi tricolori cross country bias e side by side. Nel prologo parte bene il sacilese Andrea Tomasini al volante della Isuzu D-Max T1, navigato da Angelo Mirolo, che chiude secondo a 2:22,5. Tra i side by side il torinese Amerigo Ventura con il navigatore di casa Mirko Brun detta legge. Sabato cambio registro con il settore selettivo Zoppola di 112 km, con ancora Yasser Al-Raji a recitare il ruolo da protagonista assoluto. Il pilota saudita sembra non avere avversari, infliggendo distacchi profondi a tutti. Migliore degli inseguitori il portoghese João Ferreira su Mini John Cooper World Rally, che cede 1,45 nel primo e 1,29 nel secondo passaggio. Il terzo crono del sabato mattina porta la firma del polacco Michael Malozinski su una Mini X-Trade. Quello del pomeriggio ad opera del lituano Benediktas Vanagas con l'Hilux Toyota Gazoo. E in classifica generale è terzo Malozinski. Problemi per il lituano Vanagas lo relegano in fondo alla classifica provvisoria a causa di un colpo rimediato nel primo giro con un paio d'ore buttate per raggiungere l'assistenza. In chiave FIA Coppa del Mondo e Coppa Europa il migliore degli italiani, Amerigo Ventura, torinese ormai trapiantato a Pordenone visto il feeling col quad Yamaha Racing di Angelo Montico. Settimo assoluto a 17,08, tenendo oggi nel mirino il Can-Am Maverick del brasiliano Cristiano de Souza Batista, che lo precede di 1,54,7. Gara conclusa sabato sera per i partecipanti al campionato italiano. Beffa finale per Andrea Tomasini e Angelo Mirolo, che stavano cullando il sogno di un trionfo in casa nella sfida di campionato italiano Cross Country Bahia. In testa a metà gara l'Isuzu D-Max si è improvvisamente spento a pochi chilometri dalla fine. Così la vittoria è andata al catanese Alfio Bordonaro sulla Suzuki Gran Vitara, che guadagna punti preziosi in chiave campionato anche grazie al coefficiente 4. Seconda piazza per Alessandro Tribini Bellini, Mitsubishi Pajero, migliore del T2 nazionale. Terzo Andrea Alfano, che limita i danni con la Nissan, che ha pagato un problema agli iniettori. Ventura ovviamente è il più forte dei side by side davanti ad Alessandro Bonetto. Terzo Valentino Rocco e quarto il pordenonese Mauro Bagaggini, tutti su Yamaha. Gran finale domenica 10 luglio con un solo passaggio nel settore selettivo Dignano di 115 km. Al-Raji in controllo rimane il più veloce, 1 ora 24 e 55. Per lui vittoria e punti importanti per rilanciarsi in Coppa del Mondo. Ferreira cede 1,27 ma chiude secondo a 5,06. Ottimo risultato in ottica di Coppa Europa. Esce di scena il polacco Malozinski con la Mini in panne. Vanagas ottiene il terzo crono di settore ma rimane fuori della top 20. Terzo sul podio sale De Souza con un distacco di 22,31, difendendo il gradino più basso dalle ambizioni di Miroslav Zapletal su Hammer H3 Evo. Il driver della Repubblica Ceca precede Amerigo Ventura e Mirko Brun, che festeggiano un quinto posto assoluto da incorniciare. L'Italian Bahia 2022 ha celebrato un protagonista assoluto, il fuoriclasse pilota arabo su Toyota Hilux Overdrive. Yasser Al-Raji in testa dall'inizio alla fine nella corsa sui greti di Meduna, cosa e tagliamento. Sempre il più veloce nei 4 settori selettivi di un tracciato complessivo di 354 km, percorso in 4 ore 23,01. Grande soddisfazione per i ragazzi del Fuoristrada Club 4x4 di Pordenone, capitanato da Mauro Tavella. Un'altra avventura organizzativa conclusa tra i complimenti di piloti e addetti ai lavori. Ed ora si guarda al 2023.
per l'edizione del trentennale.